Buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi a un altro evento che facciamo qui in Consiglio regionale. Io penso che l'originalità della proposta odierna Veneti nel mondo, un cartone animato a più mani in pieno lockdown, sia nell'aver coinvolto, quando la pandemia ci ha chiusi a casa, 5 veneti che vivono all'estero e che sono cittadini di realtà diverse tra loro, da Rio Grande do Sul in Brasile, a Cipilo in Messico, al Canada, all'Australia o sino all'Istria, e che dal loro osservatorio speciale ripercorrono la storia di uomini e donne di diversa età che hanno un passaporto di 5 stati diversi, ma che nel loro cuore e nella loro memoria sono veneti. L'idea di un cartone animato in lingua veneta che parli dei veneti è importantissima, non solo per le nostre comunità all'estero, ma anche per noi qui nella madrepatria veneta, che siamo sottoposti a fortissime pressioni culturali che tendono a trasformare la nostra lingua e di conseguenza la nostra identità veneta in una subcultura di scarso valore, quando invece essa rappresenta secoli di grande storia, non solo quelli della Serenissima. Pensiamo ai veneti che Omero chiama a partecipare al mito fondante della cultura europea, la guerra di Troia, per non parlare dei veneti della diaspora che hanno scritto la straordinaria pagina dell'emigrazione veneta, contribuendo a sancire il successo o lo sviluppo di intere nazioni. Ci sono pagine di questa storia straordinarie, come quella dei veneti di Cipilo, e altre invece drammatiche e dolorose, e penso agli amici istriani che non hanno mai dimenticato quel leone marciano del quale per secoli furono sinceri e leali cittadini. Condensare in un video di una quindicina di minuti tutte queste storie è pressoché impossibile, ma è pur vero che questo video stimola i ricordi e mi auguro stimolerà altri a narrare la storia di quell'altro Veneto lontano da Venezia, ma che ha i nostri paesaggi, la nostra cultura, la nostra arte, la nostra lingua nel cuore. L'idea geniale è quella di usare un mezzo universalmente riconosciuto, il cartone animato, concentrato in pochi minuti come vuole l'anima del web. La mia speranza è che a questo video possano seguirne altri per un motivo molto semplice. Questo video è una testimonianza che noi lasciamo ai ricercatori del futuro, dando loro un messaggio molto importante, nella speranza che essi possano cogliere la valenza del lavoro di chi si ostina a difendere l'identità e la cultura veneta all'inizio del terzo millennio. Non una battaglia di retroguardia, ma una sfida culturale di grande rilevanza. Grazie agli ideatori, grazie all'amico e collega Valdegambri che ha promosso questa conferenza stampa, grazie ai 5 attori di questa avventura, tutti i protagonisti di una vera battaglia culturale. Del resto, etimologicamente parlando, protagonista viene dal greco protos, primo, e agonistes, lottatore, combattente. Dunque, primi lottatori in questa sfida, il cui esito non è affatto scontato. Siamo tutti noi, siamo tutte quelle persone che si mettono in gioco. Vado solo a ricordare ad esempio quello che hanno fatto gli amici istriani e in particolare Marianna Jelić-Bujć nel riconoscimento da parte dello Stato croato e prima quello sloveno dell'Istro Veneto. Sono cose che vanno costruite, vanno messe assieme e mattone dopo mattone vanno a difendere con un muro importante, un muro culturale, un muro fatto di storia e fatto di lavoro anche contemporaneo, la nostra identità e i nostri valori. Grazie, cedo adesso la parola all'amico e collega Stefano Valdegambri. Buongiorno a tutti, o meglio, buondì a tutti, perché ancora non uso una parola di italiano. E come ho promesso prima, scusate, per capirsi meglio tiro via queste bandane qua davanti. E innanzitutto credo sia il mio dovere ringraziare persone che si impegnano come volontari, perché che partendo dal basso, cioè non gente che fa parte di particolari istituzioni, sia crea accademie, centri di studio, però senza, da soli, partendo appunto dalle iniziative sul territorio,
dalla buona volontà e soprattutto dall'amore e dal cuore per la nostra storia e la nostra lingua. E ringrazio quindi Mocellin, che è qua davanti, ringrazio dopo tutti gli altri amici, il Presidente, Gamba Alessio, Culpo, ringrazio anche a tutte quelle persone che in giro per il mondo, ecco abbiamo un ospite, siamo onorati qua avere oggi che poi viene presentata dopo quella. Bene, si è presentata dopo. Abbiamo persone che vengono da tutte le parti, che in tutte le parti di tutti i continenti ci stanno seguendo e che ha l'orgoglio, l'ambizione di portare avanti l'imprinting che fa parte dell'essere veneto. Essere veneto significa avere attaccamento alla tradizione, alla storia, alla propria terra, avere le idee chiare, concretezza, avere senso di responsabilità, senso del dovere, non domandare agli altri ciò che è strettamente necessario, ma farsi sulle maniche e cercare di portare risultati anche nelle situazioni più difficili che è. Dovunque che veniti nel mondo, qui abbiamo visto che come arriva quella semenza che va su e dopo genera grandi frutti. Dal Brasile, l'Australia, all'America, in tutti gli altri posti, anche all'Asia, dove arriva i veneti, che benessere, che senso di solidarietà, che aiuto reciproco, che senso del dovere e del rispetto. Questi sono i valori che sempre rappresentano nel mondo la nostra società. E devo dire che grazie a voi, grazie al vostro lavoro, che cerchi di rimettere insieme, ricreare questa rete universale dei veneti, che ha avuto una grande storia, spesso che non si legge sui libri, perché i libri parla delle battaglie, parla delle dinastie, ma parla poco dei popoli. E questo è un po' un limite, anche lo dico perché sono uno che studio la storia di altri popoli, come quello cimbro, che è venuto qua nel Veneto e l'ha vissuto e vive qua nel Veneto da diverse centinaia d'anni. E ecco, quelle storie che passa dimenticate, che spesso purtroppo nel mondo globalizzato, che tende, diciamo, standardizzare, tende a cancellare tutte le specificità che invece proprio un mondo globale, le radici di un popolo, la vera ricchezza che arricchisce anche gli altri. Quindi non è la standardizzazione, ma è il confronto tra realtà, tra culture, tra valori e tra esperienze che arricchisce il mondo. Ecco, quindi credo che questa nostra operazione di mettere in evidenza il Veneto e i veneti nel mondo non è un'operazione retro che cerca un po' di nostalgici, è un'operazione invece di grande avanguardia, di grande sviluppo, perché attraverso la riscoperta delle proprie radici possiamo ancora dare un grande messaggio culturale anche, e anche economico in tutti i settori e anche del modo d'essere, di vita al mondo intero e per il futuro del mondo. Ecco, veniamo al lavoro che stiamo facendo oggi qui, si va a presentare appunto un lavoro molto simpatico, molto bello, come ha detto prima il Presidente Ciambetti, è nato in un momento particolare, quello della pandemia, mentre si diffondeva qua nella nostra regione e ne obbligava tutti a starsene su in casa. E il lavoro di Ancole è un lavoro che ha messo insieme diversi veneti dei vari continenti, dei vari luoghi del mondo. È stato detto già dall'Australia, dal Canada, dal Brasile, dalla Croazia, dal Messico, tutti i luoghi dove i veneti, e sarebbero anche molti altri presenti in tutto il mondo, che insieme hanno portato la loro esperienza di vita. Cosa fa? Abbiamo gente, uno che è un insegnante, uno è un dottore, l'altro è un operaio, ognuno nel ruolo che ha sociale che ha, porta la sua esperienza e il suo orgoglio di appartenenza a questa sappiamo, cultura di civiltà di cui siamo onorati di essere portavoce. E quindi in questo momento è stata creata attraverso i disegni animati, e qua un merito va soprattutto a un nostro grande protagonista, un nostro grande ambasciatore della cultura veneta, qua in Italia e ormai nel mondo, attraverso il veicolo del fumetto che è Dino da Sandrà, un veronese molto che oggi ancora non mi ha potuto star qui con gli altri perché per colpa di questo coronavirus sta a contatto eccetera eccetera, essendo quindi per le cautele imposte dalla legge la devo stare a casa, però spiritualmente le chi e penso che stia anche guardandone e mi approfitto dell'occasione per ringraziarlo perché insomma il suo lavoro è veramente utile, so che è molto apprezzato soprattutto tra i giovani ed è un gran testimone della nostra cultura. Ecco, lui la guida questo lavoro, la coordina questo lavoro attraverso il fumetto, che diventa un modo anche simpatico per mettere insieme
riunire queste diverse esperienze e quindi far assaporare diciamo, l'identità veneta come le declina nelle varie parti del mondo. E finisco facendo tanto una sottolineatura. Questo lavoro qua l'è sta fatto tutto secondo il costume veneto, cioè l'è sta fatto con schede della propria scarselle, non come costume di altri paesi. Il costume veneto mi credo una roba, verso il taccuin, tiro fuori schede e me la finanzio, quindi con volontariato, che autofinanziamento, potremmo dire more veneto, secondo costume veneto, quindi questo è un lavoro, questo va sottolineato, quindi non è esperto delle risorse pubbliche, qua le risorse, il cuore che paga, il cuore che muove anche le risorse, e soprattutto è un lavoro che porta, è una testimonianza di affetto, come io dicevo prima, una testimonianza di amore presso la propria terra e anche un pizzico anche di orgoglio, ma quell'orgoglio positivo che non quello che vuole prevalere sugli altri, ma quello che vuole aiutare gli altri ad essere e al mondo ad essere migliore. Questo è l'essere veneti. Allora adesso chiamiamo qua tutti e due, vieni qua sul palco di due, poi vedi gli altri, Mocellin e il suo amico qua, vieni tutti e due insieme qua, vieni qua, ecco, che viene in rappresentanza di Dino Sandrà, che per i motivi di prima. Allora, mi lascio agli altri due la parola, c'è che comincia. Comincia a te. Ecco, Luca insegna e fa i corsi di Veneto, bisogna stare attenti come te parli, perché lei è come un professore che Maria mi bacchetta anche, perché siamo abituati a parlare italiano, davanti parli un po' veneto, ti parli un po' strano. Te lo segno. Ecco qua. Buongiorno a tutti quanti, intanto grazie di questo invito. Anche se parli italiano ti bacchetto mio. No, ma adesso qua parlo veneto, adesso la missione parliamo veneto, anche perché il video è tutto quanto in lingua veneta, anche a dimostrare il fatto, visto che diciamo, anche in rappresentanza dell'Accademia di Buona Creanza, Accademia della Lingua Veneta, è il fatto che il veneto parla in tutto il mondo, da parlanti, da venetofoni, parlanti veneto, da parte differente del mondo, e riesce a capire se stesso. E ora non è mica vero che il veneto cambia da un comune che altro in maniera che non si capisse, perché sentiremo il veneto del Cipilo, 10.000 chilometri qua dal nostro Veneto, il veneto del Brasile e in altri 10.000 chilometri distanti, 10.000 chilometri anche dal Messico, sentiremo il Canada, l'Australia, l'Istria che è più vicina e storicamente legata non solo linguisticamente, proprio anche al Veneto. Allora, sti Veneti, giustamente uno studia la storia lunga dei Veneti, il Presidente Ciambetti ne ha ricordato che per ragionare dei Veneti bisogna studiare 3.000 anni di storia. Ecco anche la difficoltà che è acciappare in mano il fenomeno veneto linguisticamente e storicamente. Anche perché uno potrebbe arrivare ancora e dire, vabbè, è finita, no? Con l'immigrazione, la grande esplosione positiva della Serenissima, 100 anni dopo, anzi manco di 100 anni dopo, scommisse la grande immigrazione in tutto il mondo dei Veneti, la diaspora, parlando un termine usato per altri popoli, e ora là è finita di solito. E invece no, queste testimonianze qua le ne dimostra che diaspora ha due significati. Il primo è quello negativo, diaspora nel senso di divisione, dia vuol dire dividere in greco. Ma diaspora, dia e spora vuol dire e semense che si sparpagna. E se 140 anni dopo, 150 anni dopo l'immigrazione veneta in Brasile, in Messico, e 50, 60 anni, 70 ormai dopo quella che si sta invece a seconda grande onda in Canada per esempio, ma anche in Francia e in Australia, una seconda grande onda che si ha ancora frutti e anzi persone ancora parla veneto, e a parte Bruno e Matteo che sono in Australia e in Canada, gli altri sono discendenti di emigrai veneti della fine dell'Ottocento, vuol dire che sta semenza veneta la continua ad andare avanti. Peraltro, per inciso dal punto di vista tecnico, questo sontare anche alla possibilità di leggere quei sottotitoli e dentro il video le parole che dice esattamente i venetofoni che verrà a intervistare e che interveniesto, e vedere che la grafia veneta che si sta anche approvata, anche da Regione Veneto, la consente di descrivere precisamente tutte le varietà venete, non solo dell'area veneta, ma anche del fuori del Veneto. Questa roba è importante perché vuol dire che quando i veneti costruisse, se uno guarda le robe da un punto solo sembra un muro,
i veneti vuoi costruirsi un muro veneto, ma non è un muro, se uno guarda ben tutto, è una casa. E ora, è vero che è il muro che divide, ma è anche una casa dove uno si sente giustamente casa sua. E vi assicuro che andare in Brasile vuol dire sentirsi a casa, e andare in Canada, che sono stato, vuol dire sentirsi a casa, anche perché miei nonni si chiamano da Vancouver, per dire che tutti i veneti che hanno qualche storia di immigrazione della sua famiglia, e è stata un'emozione per me tornare davanti là, farmi spiegare dove che sei accesa, dove che miei nonni si chiamano da a Vancouver. E dopo tornare qua e dire, bon, come i musulmani che andare a Mecca una volta in te vita, i veneti una volta in te vita che andare in Brasile, e una volta in te vita in Messico, e un'altra volta in Australia, e un'altra volta in Canada. E invece in Telistria ogni anno. Quello sì. Ecco. Adesso se tu vuoi ti che sei l'anima che ti rappresenti anche di nostra razza, vuoi ti dirne questo, come che se ne suo sto cartone? Sono emozionato perché ho messo anima e corpo a fare sto cartone animato, mi viene il gruppo solo pensare che tutti quanti che dicono su a Facebook, perché il fa tutte miserie, io conosco gente dall'altra parte del mondo che parla la mia stessa lingua, che è come me. Allora quando che parlava con loro dicevano che Veneto è dove il Veneto il ven portà, non è mia solo un Veneto che chi fa, ma chi le porta. Quindi ancora voleste portare queste persone che ho conosciuto su Facebook, narrare un po' le loro storie in forma di cartone animato per il semplice motivo che i cartoni animati di solito li levar dei butelletti, ma quando che i butelletti il vengono anche dai genitori, quindi diciamo se c'è una vasta gamma di persone che le guarda. Allo stesso tempo le guarda i butelletti, ma i butelletti del Didi Onco, la maggior parte i figli dei migranti del giorno di Onco, quindi magari del Nord Africa, tutti quei con le problematiche che chi viene qua a migrare, e dimostriamo che anche i nostri vecchi emigrano come loro. Quindi un qualcosa di buono abbiamo fatto. In più, oltre a tutta sta roba qua dell'immigrazione che sta fatta, so che emozione che ho intorno, che miseria. Mi ha fatto emozionare tantissimo le storie che non sapevo potesto mettere nel cartone perché bisognava fare un film, non un cartone animato, di quel che succedeva, di gente che partia con i biglietti di carta, con gli indirizzi dei parenti per mandare le lettere con la nave magari. E violento un'onda, sa bagnare tutte le carte, non sapeva più indirizzi a chi mandare le storie, Butelletti che è morto per malattie e quant'altro in Brasile, in Messico. Vedrei dopo che nel cartone animato hanno voluto inserire le immagini dell'epoca sullo sfondo del cartone animato, che è le foto dell'epoca del 1800, del 1900, con i nonni, bisnonni delle persone vere che ha partecipato al cartone animato. E infine avremo un piccolo video di ognuno di loro che ha voluto ringraziarvi tutti vi altri e ringraziare gli altri di questa esperienza di questo cartone animato che abbiamo voluto fare, tra cui che il signor Bruno Guidolin, che è quello la che ha composto 82 anni a settembre d'estate mi ha detto guarda che fra poco a Moro nemmeno che facciamo la conferenza stampa in Brescia e allora saluto che ti dica Bruno, tanto ti sei in diretta, si viene a guardarmi dall'Australia le notte. Bruno, faglielo vedere i tuoi voti, fagli vederci le Bruno Guidolin. Nel 58 ti sei migrato con questo 18 anni in nave e ti porto nel cuore, siccome fosse mio nonno. Altro non posso dire. Sì, volevo anche salutare intanto anche Filippo Glorigo, un consigliere che le fa piacere la sua presenza, anche lui del Verona, qua, consigliere del Veneto, anche qua che si associa a noi. Grazie Filippo, prego. Se sentiamo se guardiamo adesso. Ciao Dino, hai fatto il giro dei bar del lago per riuscire a catarte? Com'è là? Ma ben, anche se chi che l'oste che le na a Rovigo a spinarmi la birra. Oste! Beh, là, Rovigo è ancora in Veneto. Pensa se il Nasè in Brasile a farti la birra. Veneto. Che fine l'ho fatto il Veneto? Oramai l'è tutto un mensiotto. Ara chi al bar? Quanti veneti che? E il Mario Pittor l'è extracomunitario. E il vende alla Valtrompia. Pota!
L'unico Veneto, l'è il Basilio da Ciosa, e anche lì che saria da discutere. Ti spacco la bocca, mi. No che pi Veneti in giro, gamba. Ma come no che pi veneti? Ara che nel mondo ha che pien de veneti nei stati del Brasil, del Messico, del Canada e perfino in Australia. Ma sa dito, a te mettolo in giro. Veneti in Canada, in Brasil. Te presento il mio amico Alfredo Dossetti in Mazzocco. Lei è un veneto messicano. Che podino, ciao, mi sono da Cipilo e fai al dottor. Da che parte è lo sto Cipilo? Ah, ben, te spieghi, Cipilo è una comunità veneta di più o manco 4.000 abitanti. È stata fondata 137 anni in Rio per migranti veneti. I già arrivati in 1882 dai confini tra Treviso e Belun e entrati tutti che non erano come bisnori. I già arrivati qua all'America con le mani gode e tutti scarsi. E da niente, già faccio un paese. Fin nelle Americhe. E ti Dino, te fai fatica andare dal Fruttarol a Castelnuovo. Contami Alfredo, com'era là nelle Americhe? Sempre laurar, dire il campo, levar vestiam e così si è fatta sulla nostra storia. E poi di tanti anni ancora abbiamo le nostre tradizioni. Quali tradizioni? Al Bondi Bondan, che è per me è la tradizione più bella che abbiamo a Cipilo. Abbiamo il rodolet, brusano la veccia, dugon le voce, mangiano radici, sugi, carne in teccia e qualche volta mangiamo anche un grum di polenta. E se si evita con l'oro che ne insegna ai nostri vecchi, qua che ne è un grum di vacche ancora, fan formai, cao, puina e anche butiro si fa. Ma quel più bello di tutto, Dino, a lei che a Cipilo ancora parla un veneto. I nostri vecchi, con gli uomini là e con le femmine là coraggiose, in ea sanno una bellissima eredita. De che eredità parleto? La eredita più bella di tutte, in ea sa la sua parola e la portano sempre avanti, orgogliosi di parlare veneto ed essere veneti. Ma che meraviglia! E se evitare a parlare quelle belle parole là che imparò da cei grazie alla nostra mamma. Messico. I pensate, erano sempre io, ma invece erano la sommensa. Ma pensa, e va bene dai, te me porta in Veneto, quanti altri può essere che n'è nel mondo? Ma noi finisce mia qua i veneti nel mondo. Ah no? A te presento un veneto brasileiro. Brasile, se la vita la te dà un limone, fa una caipirinha. E si chiama Fernando Zanella Menegatti. Sani Dino, mi vivo a Bento Gonçalves, una città in Rio Grande do Sul, che è un stato brasiliano. La mia città è tutta la mia regione, la sta facesta su dai tri veneti, ma la gran parte la sera dei veneti, cusita come i miei antenati che si viesti da Vicenza. Il rento del Rio Grande do Sul, i veneti che scominciano a arrivare dal 1870 fino al 1920. Se atticciate il numero totale dei veneti che si viesti in Brasile, e sto numero è il più grosso di 365.710. Mamma cara, pia sede tutta la bassa messa insieme? Qua praticamente ha costruito 3 stadi, il Rio Grande do Sul, Santa Catarina e anche Paraná. Dopo quasi 150 anni lontano dal Veneto, ancora parliamo questa nostra lingua qua, che la si riconosce qua fa una vera lingua in Brasile. Il Veneto è decretato dalla legge la lingua ufficiale della mia città insieme, col portoghese per esempio. In un sondaggio del 2001, su 10.641 aziende industriali in Rio Grande do Sul, quasi 50% le erano e mande veneti brasiliani. Dove vivo mi, Bento Gonçalves, la cavedal brasiliana del vin. Mi piaceria anche tastarlo il vostro vin, anche perché chi è l'oste che le lascia diventare tutto asedo. Una delle città più sviluppate in Brasile, con tante aziende industriali, turisti e evidentemente anche una dei più ricche di questa nazione. Ma non si sta mia facile da fare in pratica un mondo intero da niente. Tutto il si sta sbrocca fuori a costo di tanta sofferenza, fame, malattie e lavoro duro. Anche se puoi visitare qua posti economici che penso che si conoscesti dai Veneti in Veneto, che fa Nova Venezia, Nova Bassano, Nova Padua e tante altre. Anche a Nova Sandra. In Asonta ho anche un gruppo folk e ovviamente cantiamo in lingua veneta i suoi veneti antichi, si chiama Caigo. E sapevo che anche verrà fuori una gran bella data per noi altri qua. Le devo fare 150 anni che i nostri veneti sono arrivati in Brasile. 150 anni? Così da tanto tempo è passato. E note che visto ancora niente. Ara c'è qua, un altro mio amico, Matteo Borsato, da Vancouver, Canada. Canada, se ti sei amico dell'orso, tenti da rente una manaretta. Ciao Dino, e sì anche qua che sei veneti. E tutti fieri di esserlo?
Mi abito a Burnaby e faccio parte del comitato di Trevisani col presidente settimo per il suo, è il settimo di 8 fradei. Pensa che quando che si cattiamo a fare il banchetto, una volta all'anno, siamo in sì e 700, ma che se a caso c'è da Padova, da Vicenza, Beun, che si riunisce. E se te vai al centro culturale, te cati anche una gondola vera e propria, portalani negli anni 70, come simbolo della nostra regione. Se cattiamo per mantenere vive le nostre tradizioni, a Befana, Carnevale, e in sta al Confederation Park a fare il picnic. Che anche da mangiare. E come no, come food che se panini, quauganega, trippa e poi bustoè. Buone! Una meraviglia te garantisco. I veneti qua, parlando con Jack Cusinati, un mio caro amico, gli ha costruito un mese a Vancouver, facendo tanta fatica e con tanti sacrifici. Tante aziende venete qua, di origini. Nomi come Bosa Construction, Dolomiti Homes o Brenta Construction, ti dici niente? Sempre gran lavoratori i veneti, anche fuori dalla sua regione. Viva San Marco, caro mio! Ma gamba, tienetto altri da presentarmi. È il mio amico Bruno Guidolin e lavora in radio in Australia. Mi sono Bruno Guidolin che presenta musica italiana ogni doba per 2 ore alla radio comunitaria 95.1 FM a Griffith, Nuova Galles del Sud, Australia. Aspetta un attimo, Spartaco, che tu niente da dire sull'Australia? Australia, una piccola nuvola non la puoi nascondere tante stelle. Ciao Bruno, scusa era. Ciao Dino, mi sono Bruno Guidolin e lavoro ancora per Medita Guidolin Agrimac Australia. Noi altri fabbrichiamo macchinari per l'agricoltura e altre macchine. Migo emigrare in Australia come pare e me mare e do fradei. Siamo arrivati a Melbourne il 30 di ottobre del 1959. Go trovare lavoro subito come saldatore e carpentiere in ferro. Dopo 2 anni e mezzo, mi e mio fratello siamo andati a Griffith a trovare paesani. Prima di arrivare a Griffith abbiamo visto tante farme, risaie, vigneti, frutteti, piegore, bestiame e campagne di formento, mais, eccetera, eccetera. A me ho innamorato di sto paese perché ho detto che qua non morirò mai da fame. E verso il mese di ottobre abbiamo comprato una piccola farma con una casa di legno e quasi 2 campi trevisani di terra. Mi ormai compisco 80 anni e bisogna che vai piano. Mi ho sposato nel 1971 e abbiamo 4 figli, 3 ise sposai e così siamo nonni di 7 nipotini. Che ise è il nostro divertimento a coccolarli. Adesso ti conto le storie degli emigrati in Australia. I primi isi arrivai in principio del 1900. Questi i lavoravano nelle miniere di ferro e nelle farme del North Queensland a tagliare a canna da zucchero. E dopo Bruno, che è successo? Da allora ha cominciato a emigrare i nostri pionieri veneti. I primi i era da Verona e dopo si arrivai ai trevisani, tanti da Piedemontana del Grappa. Questi pionieri hanno trasformato il territorio di Griffith da un deserto e hanno fatto un giardino di farme da frutto, di ortaggi, di risaie, di grano. La seconda flotta di emigranti che si arrivò in Australia ha cominciato dopo la seconda guerra mondiale. Questi nuovi emigranti veneti sono venuti a Griffith e non tutti per lavorare nelle farme, ma sono arrivati con mestieri in mano. Va imparare un mestiere, caro, se ti hai un mestiere in mano, ti hai lavoro dappertutto. E da qua ha cominciato a nascere tante imprese venete, di tutti i tipi. Tutti siamo arrivati in Australia poretti e abbiamo tutti lavorato duro per farsi un avvenire. Porca loca, manco mai che ne via solo gli uomini. Se fossero io anche le femmine, sareste ne reste senza. Guarda Dino, che emigra anche tante femmine. Dal bon, ora che fin adesso te mi presenta solo che uomini, le femmine che fine le fatto? Ecco Dino, a te presento la Marianna. Oh, ma che bella donna! E la veneta anche ella. Se sa. A differenza di altri veneti del mondo, noi qua in Istria non siamo arrivati da non so dove, ma siamo sempre stati qua, nati e cresciuti. Istria, ci nasce de Carnevale, le brutte muse, non è che fa mia paura. Tanti di noi parla l'istro veneto, che è una variante del veneto, e tutti ne può capire. Se famo conto che la Serenissima era qua nel 1400 e qualche, se capisci che portiamo avanti una cultura e una lingua plurisecolare. Se voi veni a buie, per dire una, ve basta sapere il veneto, in qualsiasi forma, e tutti ve capirà. Per valorizzare sta nostra lingua e cultura, abbiamo deciso di fare una manifestazione che si chiama il Festival dell'Istro Veneto, che sto anno vede la sua 9ª edizione. Un festival internazionale che unisce 3 terre, la Croazia, la Slovenia e l'Italia, dove vive gente
che parla la nostra stessa lingua. Un bacio ai fratelli e alle sorelle venete, dove che sia e dove che le sia. Mi parto, gamba! Via con la Mariana! Anzi, ho già tolto il biglietto. E tu visto, Dino, quanti amici veneti che è nel mondo? Siamo una potenza! Ostem, prosecchim per tutti quanti! E ci paga? Stavolta offro mi. Basta che i buttei qua e mi fa un piacere. Vuto chi te invita a casa sua, così te puoi viaggiare e conoscere e vedere il mondo. L'è vera che il posto più distante in sonà è Brenson, ma veramente mi voleva dimandarghe se io ospite alla Caroline a 10.000 km da qua, così non la meccava più il fià e mi vo dall'altra parte del mondo. Tanto i veneti, i che dappertutto, oste un gotto per tutti i veneti! Evviva! Per terra, per mar, San Marco! Tocca banda, Fernando! Allora, adesso, mi sbasso da nuovo, adesso che c'è qualche piccolo contributo proprio dell'Ori che ne manda un saluto dalle varie parti del mondo e dopo invece magari andiamo in ordine di come chi si arrivai, c'era da ringraziare anche a Spartaco dal Volon che è Esatto. quel che faceva le battute in frameso per tagliare l'aria perché poteva essere un po' pesante il cartone, invece veniva fuori lui e tagliava una santa poeta. Ecco. E allora mi pare che il primo sia quello di Cipilo e ora di Alfredo. Esatto. Allora se spostiamo. Qua Cipilo. Che poi buonasera, come che dison qua Cipilo. Che saluti a tutti quelli che ne barda per attorno di tutto il mondo. Sono contento di essere stato quel che rappresenta alla nostra comunità veneta di Messico a fare sto cartone qua, a ver sta ciacola qua, entrare amici e picche amici, entrare fra lei, perché anche se dopo di tanti anni si avvoncata tutti i veneti che sono spartiti per tutto il mondo ancora si capiscono e parlano le medesime parole che parlea i nostri vecchi. Ho speranze che una volta che si è finito sto mestiere qua del Covid e della pandemia, possano vedersi in persona per salutarne e anche per andare avanti con la nostra lingua e tutti insieme fare qualcosa perché non l'andai persa. Per intanto che saluti a tutti, sono davvero contento di essere insieme di tutti voi e ciao ciao. Sani cari veneti, sono Fernando del Brasile, so che mi avevi visto bel che sul cartone e spero che vi piacesse del bel lavoro dei nostri amici. Vorrei parlare un fia su questo argomento qua, cosa che ne mostra sto lavoro qua. A me è stata un'iniziativa da essere importante visto che la attacca insieme tutti i veneti del mondo. Puito proprio così tutti i veneti del mondo che sì, sappiamo che sei sta spartito un motivo puite con una volta in drio ma che è ancora una famiglia perché ancora si parla la nostra lingua, la lingua veneta, la stessa lingua e che ancora l'orgoglio di essere veneti. Sto qua è tanto ma tanto importante. Dunque, il cartone le mostra proprio quel che intanto che se mettiamo a parlare ancora la nostra lingua, la lingua veneta, che teniamo ancora la nostra grande famiglia, diserissimo, la nostra grande famiglia veneta, unita dal sentimento veneto, sempre saremo fra lei e sorelle. Sempre saremo fra lei e sorelle.
che si vuol bene, che si dà una mano, che l'è bisogno e vanti uscita. Allora, un'altra volta in più avevo fatto i complimenti del bel lavoro e vi saluto con strucon disarissimo veneto brasiliano, con strucon veneto brasiliano. E allora, ciao, grazie. Sani cari veneti, Ciao Veneti, io sono Matteo, emigrato in Canada. Niente, voglio salutarvi e dirvi che noi quando andiamo in giro per il mondo lavoriamo e ci facciamo voler bene, tanto e sempre con la N. Mi sono emigrato 5 anni fa e vi dico che come non altri che ne pochi, ho conosciuto tanta gente, tante bravi veneti, tanta buona gente. E dopo un minuto che parlare insieme era veramente, pare di essere da sempre insieme con loro, di conoscerli da sempre, insomma. La nostra forza è la lingua e è la voglia di fare. Questa è proprio veramente la nostra forza. Cosa voglio che vi dica? So che il tempo è corto, che vado a fare il video stretto, ben stretto. Vi saluto tanto. I Veneti di Vancouver vi saluto a tutti quanti. Sapete che è un gruppo che è favoloso, che fa magnate, che si trova, che sta insieme in compagnia e che si conosce. Niente, vi saluto, vi auguro un buon Santo Natale e stiamo tutti quanti bene. E basta, arrivederci, ciao. Buongiorno a tutti, ecco siamo arrivati finalmente al giorno del lancio del dialetto veneto. Allora bisogna parlare in dialetto, va bene? Come sapete il mio nome è, se lo sapete, se no ve lo dico, è Bruno Guidolin. Io sono nato a Riese Pio X nel 1940, ho emigrato in Australia nel 1959. Abito in una cittadina che il 65% delle città, delle persone sono italiane. Allora, quando i signori di Verona, Alessio eccetera eccetera, mi hanno detto che vogliono fare qualcosa col dialetto, io ho detto sì, senz'altro lo farò, però adesso devo stare attento, sto facendo un video e parlo in italiano, bisogna che parli il mio dialetto, se no qua ci fai male. Allora, sono caro che questi ragazzi che hanno avuto questa iniziativa di fare questa cosa nel mondo per i nostri figli e per i figli dei nostri figli, che sarà una bella cosa. È una cosa che deve durare molto tempo, perché al momento il dialetto comincia un po' ad andare via da tutta la gente, specialmente in Italia, perché qua parliamo tanto in dialetto abbastanza. Ad ogni modo, spero che con il signor Zaia abbia un successo un po', e tutto vada bene e poi più avanti ci sentiamo. Ma cosa voglio dire? Che vi auguro tante belle cose, vi ringrazio quei 3 ragazzi che viene oggi con il signor Zavia al governo del Veneto. Noi veneti siamo proprio il numero 1. Tanti auguri e arrivederci da Bruno Guidolin, Griffith, Australia. Ciao ciao, bye, ciao. Allora, come vi potete vedere, le mie facili da gestire persone dall'altra parte del mondo solo con WhatsApp, farsi mandare i testi, gli audio, tagliare, inserire, fare tutto sto cartone animato, quindi abbiamo creato il cartone animato sull'audio. Questa è una roba particolare. Ringrazio Nicola Brusco che abbiamo fatto le note in bianco, perché di giorno bisogna anche lavorare per fare sta roba qua. Bisogna lavorare. Ecco, allora voleva dire che il Cipilegno fa il dottor Alfredo Dossetti Mazzocco, lei è un dottore e durante il periodo Covid mi contava anche quel che stava succedendo là, quindi si crea un rapporto di amore per dire ma ti come stai, la tua famiglia com'è, proprio una roba grande.
Un'altra roba, per esempio, con il Fernando Zanella Benegatti, il cipilegno, quella ogni volta che se chiamavi ne parla... Brasiliano, scusami, che se chiamavi il mi diceva Sani Alessio, Sani, cioè come per dirsi lei, il mio augurio che si può darsi in questo momento, dirsi Sani, lei è una roba bellissima. Quell'altro Matteo Borsato da Canada era lì che faceva una grigliata e fatalità era stesso giorno che compiva gli anni col cipilegno, stesso giorno e noi altri siamo andati a fare una grigliata dopo il lockdown ovviamente e abbiamo fatto una videochiamata e abbiamo fatto gli auguri e rimasti stradellati contenti. Col Bruno Guidolin, il mio nonno, le fatiche a tagliare il video, se devo dirvi la verità, il mamma manda un video di quasi 20-25 minuti. Gli audio, scusami, 20-25 minuti, anche i testi, 20-22 pagine di foglia a 4. E abbiamo detto, tagliamo un pochettino, zontemo, perché lui voleva fare... Voleva contarvi da quando le partì o quando le arriva là e cosa che l'ha fatta e cosa che sta facendo tuttora. Però, se vi fatto caso che in fondo al cartone animato, che era la butela, purtroppo non la mia podesto mandarne il video, ma le veniva qua direttamente. Mariana, prego. Grazie Alessio e un saluto ovviamente a tutti quelli che ne guarda. Per me è più facile, mi sono vicina, ho detto metto in macchina e vado, no? Finché non compro la gondola, però anche non sapessi com'è. Mi veramente volevo essere molto curta ma breve e questo sentimento di fratellanza lo sento pienamente Alessio perché anche grazie a Alessandro ho potuto conoscere tanta gente che comunque veneta che vive nel mondo, in diverse parti del mondo e con i quali ci sentiamo regolarmente per le festività, per i compleanni eccetera. Quindi veramente vi ringrazio a tutti quanti, alla Regione Veneto, a Alessio, Alessandro e a tutti gli altri, sia per l'invito e per l'ottima iniziativa che è tanto bella e mi auguro che questo sia solo una prima puntata. Giusto? Ecco, infatti, in bocca al lupo. Infatti l'intenzione è di portare avanti il cartone e magari fare un piccolo approfondimento per ogni comunità e fare un qualcosina di più approfondito magari sui cipilegni, sui brasiliani e di più non posso dire. Cioè, mi con il corso queste persone qua e grazie a Facebook io conoscesti e siamo diventati parecchi amici. Mi ringrazio tutti quanti della vostra presenza, non so come dire grazie, in particolare la Marina, che l'ha avuto una santa donna, la Marina, ha avuto una pazienza indegna con gli altri, a rispondere a me, telefonate e quant'altro. Dai, e Stefano. Per chiudere il discorso, bene. Se la Marina se le buona resistere con me vuol dire che le sta ben abituata dopo tanti anni. No, ecco, dove trovare sta roba qua? Dove è che si può catarlo? Se uno cerca sti video, dove è che puoi catarlo? Allora, sto video... Vieni qua, spiegalo bene che tutti quelli che ascoltano va a cercarselo. Dove puoi catarlo? Questo video scommissiamo a pubblicarlo sulla mia pagina Facebook che si chiama Il Gamba delle Formigare, che sarebbe quel cartone animato lì. Lo pubblicherò lì esattamente dopo e dopo verrà condiviso nelle varie pagine di tutti questi personaggi che avevi visto, i pagine Facebook anche a loro e dopo mi condivido dalla loro pagina sulla mia e quindi se creiamo un circolo vizioso tra degli altri e mi fa sapere ai cipilegni che è la mia pagina, loro sa che le altre pagine del Brasile e quindi tutti condividono. Allora, quindi è un cartone animato che fa il giro del mondo. Attraverso i social avremo girato tutto il mondo. Esatto. Buona. Allora mi piace che aspetta che te pubblichi te, poi te lo copio e lo butto agli altri miei amici di qua e di là, facciamo dappertutto. Saluto anche che era la Milena qua, la Milena che il cecchetto che le veniva una Vesentina, qua la consigliera Vesentina che le chiede ascolta in fondo alla sala. Salutiamo anche a quella e anche a quella la aiuterà a diffondere dopo tutto il verbo veneto in tutto il mondo. Ok? Ah, bene, ecco, e mettiamo il sito del Consiglio regionale della Regione Veneto, che l'indirizzo esatto qual era? Che non dico qual è. Pagina Facebook? La pagina Facebook del sito Regione, pagina Facebook, lo volete trovare anche lì, catarlo anche lì, e da lì scarichilo, più gira meglio lei, che lì dentro che è il cuore veneto. In queste interviste si vede, le parla più di tanti trattati, le spiega più di tanti trattati cosa vuol dire essere veneti e l'orgoglio di essere veneti. Bene, grazie a tutti e grazie anche per essere venuti dall'Istria fino a qua.